Buon pomeriggio da Luigi Falco in diretta dal Palaconia di Cagliari nella 16ª giornata di Serie A, scontro diretto tra il Cagliari e l'Audace Verona. Il Cagliari che vuole inserirsi tra le 8 che possono accedere ai playoff, l'Audace Verona invece vuole respingere questo attacco, ma soprattutto respingere le zone pericolose della classifica. L'obiettivo ovviamente è anche delle giocatrici di Moreno Giorgi. L'Audace Verona è ancora in attacco e arriva De Cao. Fuori però la Pomposelli. De Cao, palo! Appena entrata De Cao ad un passo da sbloccarla. No, la palla che non arriva a Puto. Virdis per Vecchione. Vecchione non può sbagliare e porta avanti il Cagliari. 1-0 con Maria Fabiana Vecchione che poi la dedica verso il pubblico, verso la camera. Adesso nella parte più calda anche. Difficoltà la Dace Verona. Queiroz finta, poi apre. Virdis, il pallone passa. Alice Virdis per il 2-0 e poi l'abbraccio prima a una dei tifosi sugli spalti, magari un'amica, una familiare. Questo magari chi guarda la partita lo sa, ce lo può anche dire commentando live su YouTube. Però intanto è 2-0 Cagliari con il gol di Virdis. La mette fuori con la suola, sotto pressione, in difficoltà lei e le sue compagne in questo avvio di secondo tempo. Palla in mezzo, resta lì Arakawa, la traversa. Secondo legno colpito dalla Dace Verona, ma soprattutto una super chance buttata via da Arakawa che ha colpito male a porta vuota. Mantila, Queiroz. Ancora puntare uno contro uno. Puto provando dalle spazio, poi Cross se lo prende, la mette in mezzo, passa Vecchione. 3-0, non può sbagliare. Eccolo il colpo che cercava il Cagliari per provare ad ammazzarla questa partita. La doppietta di Vecchione. La differenza nel cinismo, nei dettagli. C'è già il conteggio, anche il sinistro in rete, anzi il destro. Papera stavolta di Polloni, rimette le sue giocatrici in strada. A -2 come all'inizio ripresa. E adesso anche le indicazioni da capitana. Dentro anche Pomposelli. Ferrera, Puto, poi rischia Ferrera. Entrata intanto Maretti. Prima parentesi in campo per le Ogge subito. Maretti pericolosa, a un passo dal suo secondo gol in Serie A. Puto, eccolo il suo sinistro, ancora in due tempi Polloni con la porta che vuota, col pallone che si abbassa. Per un secondo sembrava che questa fosse quella giusta, non è arrivato il 4-1. Il pallone ancora facile da tenere per Polloni. Queiroz, vediamo per quanto ne avrà adesso. Queiroz, sinistro, palo! E rimessa a 2 secondi. Giuliano già fa partire la festa perché siamo alla fine, perché ormai è finita. La palla resterà lì e poi sarà festa Cagliari. 2 secondi, Pallungo Polloni. Eccolo il suono della sirena. Vince il Cagliari in quella che è una sicuramente delle partite più importanti della stagione, sia per il Cagliari che per la Dace Verona. L'ha vinta la squadra di Moreno Giorgi.